Bene, io intanto vorrei conciliare il fatto di dover essere breve col fatto di dover raccontare qualche cosa. Sono Pizzonia, geologo, cittadino di Reggio Calabria. E allora io mi sento molto incoraggiato dal discorso che ci ha fatto il nostro procuratore, dai discorsi che ci sono stati fatti. In realtà io penso che stiamo acquisendo una consapevolezza nuova di avere delle istituzioni su cui contare, e questo è molto incoraggiante, incoraggia anche lo slancio di Reggio Montagio, anche di altri cittadini, anche di altre associazioni. Però sono consapevole di un fatto, che questa invocata presa di coscienza della cittadinanza, che è stata sempre assente, è giusto che sia invocata, ma è giusto comprendere che questa partecipazione si muove con difficoltà enormi, le difficoltà che sono state costruite nel tempo. E allora consentitemi di ricordarvi solo per passi brevissimi una storia della Calabria che peraltro è nota ai più. Quando per gli interventi speciali andiamo nel 1955, ci fu l'intervento dello Stato coraggioso, forte, con l'idea di voler ritirare dalle secche la regione Calabria e portarla verso lo sviluppo, lanciarla verso un cambiamento. L'operazione non riuscì. Uno storico, un nostro storico, Placanica, un catanzarese, disse che la ragione per cui l'operazione di rinascita non riuscì, fu un fallimento, fu perché dalla società calabrese emersero dei personaggi che in collegamento con i politici crearono delle consorterie mirate a indirizzare le enormi risorse economiche verso interessi personali invece che verso interessi della comunità. E la comunità non ha vigilato perché forse non aveva gli strumenti per vigilare. La comunità non ha vigilato perché forse credeva che a vigilare dovessero essere altre istituzioni che o non lo hanno fatto o lo hanno fatto malamente. Quando nel 1983 questa regione prese consapevolezza con la conferenza su Stato, Mafia e Società, che è un momento storico della regione Calabria, prese consapevolezza, dico, del fatto che qui nel nostro territorio, nella Calabria, parlo dell'83, a 13 anni dall'istituzione regionale, le somme che si potevano tirare all'epoca erano, primo, che c'era stata una grossissima espansione della mafia, con occupazione sul territorio come mai si era verificata prima. Secondo, che 13 anni di governo regionale non erano serviti a nulla ad impostare quel cambiamento della regione che era tanto auspicato e desiderato. E terzo, anche che la società civile nelle sue organizzazioni più complesse non era stata capace di erigersi a tutela del territorio che veniva dissacrato e massacrato. Ed è venuto fuori il concetto della società che, chiaramente, della società che non faceva la sua parte, però condiviso con altre due cose che non facevano la propria parte. E ancora oggi è così. Ancora oggi è così perché io mi domando quando dall'Europa, quando da chi stabilisce le organizzazioni come spendere i soldi per la rinascita del Mezzogiorno, i fondi europei, montagne di soldi che l'Europa si preoccupa di darci, c'è una preoccupazione in giro ormai ben nota a livello europeo, a livello italiano, che è quella di come disarticolare le trappole del non sviluppo. E chiarisco per tutti che per trappole del non sviluppo sono intese delle organizzazioni politiche scientificamente determinate a non fare il cambiamento, a mantenere lo status quo. E allora dico, sicuramente la società civile è fortemente interpellata ed è bene che prenda consapevolezza ed è bene che col vessillo della Costituzione faccia la sua parte. Però rendiamoci conto che abbiamo bisogno veramente di fortissimi incoraggiamenti dalle altre istituzioni,
e più che incoraggiamenti di fortissimi sostegni che forse sono mancati per lungo tempo. Grazie. Se posso, lanciare un segnale positivo, mi ci ha fatto pensare lei con riferimento ai fondi europei, a qualche cosa che si deve muovere anche a livello europeo. C'è oggi una nuova e maggiore consapevolezza a livello europeo, a livello di Parlamento europeo, del pericolo che per l'Unione e per tutti, per ciascun paese dell'Unione e per l'Unione in quanto tale, è costituito dalle sinergie criminali tra mafiosi, politici corrotti, riciclatori. Ecco, tutto questo è visto oggi. Guardi che il Parlamento europeo è intervenuto con 2 risoluzioni, una del novembre 2011 e una molto più recente dell'ottobre 2015. Tra l'una e l'altra risoluzione ha lavorato un'apposita commissione europea sulla criminalità organizzata nel territorio dell'Unione, che ha partorito documenti, tra l'altro uno recentissimo del 3 febbraio scorso, sulla corruzione in Italia, proprio miratissimo sulla corruzione nel nostro paese, che è vista come un pericolo, come un gravissimo reato non contro la pubblica amministrazione, come sta scritto nel nostro codice penale, ma contro l'economia, e non solo contro l'economia italiana, contro l'economia europea, perché la corruzione nella pubblica amministrazione, ma anche la corruzione tra privati, altera, secondo la visione del Parlamento europeo, altera gli equilibri di mercato, favorisce determinate imprese rispetto alle altre, quindi squilibra la concorrenza, consente alla criminalità organizzata di riciclare attraverso la corruzione i prodotti illeciti provenienti da altri reati e quindi di moltiplicare i profitti anche attraverso la corruzione. Insomma, la corruzione è vista come un freno allo sviluppo, e il freno allo sviluppo non è solo un problema nostro, del nostro paese o dei singoli paesi, è un problema dell'Unione Europea, perché se non c'è lo stiamo vedendo proprio in questo momento, in questo periodo, se non c'è uno sviluppo, una crescita armonica, diciamo, di tutti i paesi dell'Unione, se qualcuno va con una certa marcia e altri vanno con una marcia inferiore, si creano squilibri nell'intero ecosistema. Questo dice oggi il Parlamento europeo. Quindi contrastare in modo armonizzato e coordinato le organizzazioni criminali, il malaffare organizzato, che è quello che diceva lei. La corruzione e il riciclaggio è un obiettivo prioritario dell'Unione Europea. Ecco perché io poi dico, a volte dico, l'Unione, forse solo l'Unione Europea vera ci può far uscire da questa paura. Nel momento in cui si riconosce che ci sono delle prospettive comuni che vanno assolutamente realizzate per uscire da questa situazione. E questo vuole dirlo a quelli che oggi parlano, ma parlano veramente a sproposito di uscire dall'euro, di uscire dall'Unione. Sarebbe una follia. Questo voglio dire per confermare tutto quello che mi ha detto, manifestato apprezzamento per quello che ha detto e per come lo ha detto. Sì, mi chiamo Giuseppe Angeloni, faccio parte del movimento dei giornali. Velocemente un paio di cose rispetto a quello che diceva il procuratore dell'AO. Ogni volta che incontriamo magistrati, procuratori e noi di Reggio Montaggi ci sentiamo dire: dovete fare rete, dovete fare gruppo, dovete fare dovete unire, e noi certamente non è che dividiamo. Rispetto a come siamo nati, a quello che siamo, noi non siamo professionisti dell'antimafia, per usare un termine
per capirci, siamo cittadini qualsiasi che stanno portando avanti da 4 anni e passa un'azione sì di antimafia, ma anche un'azione, anzi soprattutto un'azione di cittadinanza attiva. Non a caso questi incontri, come altri, si basano sui principi costituzionali e anche sulle leggi. Abbiamo fatto diverse iniziative in questo senso e crediamo che una delle chiavi per sbloccare la partecipazione più massiccia, quella che lei auspicava, sia quella che le istituzioni riescano a dare maggiore fiducia ai cittadini. Su questo punto in particolare, e vi prego se pensate di avere qualche indicazione o qualche suggerimento di darci, su questo punto a Reggio siamo andati un po' a tentoni, si fa qualche passo avanti e poi qualche passo indietro. C'è stato un momento di chiarezza che è stato lo scioglimento del comune per continuità mafiosa, ma poi lo Stato si è comportato in modo altalenante, ha cambiato più volte nel corso degli anni, dei mesi, la composizione della commissione, per cui noi avevamo degli interlocutori che cambiavano, per avere un'assemblea abbiamo lottato in un modo, per avere un'altra abbiamo lottato in un altro. Per fare un altro esempio, abbiamo presentato ormai nel marzo dello scorso anno un esposto denuncia alla Procura della Corte dei Conti sui conti proprio perché venisse avviato eventualmente un procedimento di accertamento di responsabilità contabili in ordine alle norme buco, talmente enorme che non si è mai potuto quantificare. La commissione d'accesso si è vista, la commissione straordinaria si è visto respingere il piano di rientro, tra l'altro anche perché non era chiaro a quale cifra dovesse far fronte. Non abbiamo avuto nessuna risposta dalla Procura regionale della Corte dei Conti. E per dirne un'altra, giusto per farle capire come secondo noi la fiducia si conquista, abbiamo questa commissione ormai da un anno, da più di un anno a Reggio, non si vede neanche nelle piccole cose il rispetto delle regole, non si riesce a camminare sui marciapiedi, ci sono macchine parcheggiate dovunque, c'è il comportamento continuo, quotidiano di questa cosa. Soltanto recentemente è stato posto un freno a una cosa vergognosa, cioè ragazzi che si prostituivano in prima serata nelle vie centralissime della città davanti a tutti. Allora, se non c'è una risposta, e la prego di credermi, non è una polemica, ma dico, se non si riesce a conquistare pienamente la credibilità che le istituzioni dello Stato in questa città stanno conquistando da qualche anno, non è che l'hanno sempre avuta. Ecco, se non si riesce con questi cambi repentini di figure istituzionali, di rappresentanza, di riferimento, penso anche al cambio del prefetto Piscitelli, che non a caso ha suscitato anche un po' di incertezza, una personalità, un servitore dello Stato, l'abbiamo detto sulla pubblica piazza, non ho nessuna remora a ripeterlo, uno dei pochi con cui ci si rapportava e che dava quell'immagine di servitore dello Stato nell'interesse dei cittadini. Ecco, se non c'è questo sforzo, le faccio un ultimo esempio, notizia dell'altro ieri o di ieri, al processo sulla Leonia. Uno degli imputati, uno dei Fontana, dice: sì, voi avete arrestato noi, state processando noi, ma noi abbiamo avuto rapporti per anni con il comune, il comune ci deve dare un sacco di soldi perché noi abbiamo fatto servizi, abbiamo avuto certificati antimafia, abbiamo lavorato con tutti i comuni, con la regione, e com'è che arrestate solo noi? Com'è che processate soltanto noi? Sono soltanto loro i responsabili. Ecco, io credo che il salto di qualità si farà nel momento in cui anche il cittadino meno informato, meno attrezzato, potrà avere più fiducia nell'apparato istituzionale dello Stato e in come funziona. Grazie.